Continuiamo il nostro racconto del terremoto del 6 maggio 1976, 50 anni dopo. Lo dedichiamo in questa puntata alla città di Maiano, che fu una delle città più colpite dal terremoto, dall'orcolat del 6 maggio. 131 furono purtroppo le vittime a causa del crollo di 2 condomini e poi anche di un noto ristorante. Noi siamo in compagnia dello storico fotografo di Maiano, lui è Vincenzo Di Leno, che assieme a suo fratello e alla sua famiglia, ai fratelli Di Leno, alle sue sorelle, ha raccolto delle testimonianze davvero molto importanti, testimonianze fotografiche proprio del 6 maggio 1976 di Maiano, tale che 10 anni fa venne fatta anche un'importante mostra dal titolo Dalla notte al giorno 1976-2016, quarantennale del terremoto, e ne parliamo a 10 anni di distanza, perché quelle foto sono rimaste negli archivi anche del comune di Maiano, sono rimaste nel nostro cuore, una documentazione fotografica davvero molto importante, già cominciata nella notte del 6 maggio, perché alcuni colleghi del nostro Vincenzo avevano dato al nostro fotografo alcune documentazioni fotografiche. Poi la mattina tu hai cominciato a realizzare una vera e propria documentazione fotografica. Abbiamo cominciato all'alba del 7 maggio e documentando tutto quello che era possibile, in quanto eravamo terremotati anche noi, con le conseguenze che il terremoto ha portato un po' a tutti, quello di pensare ai propri familiari e nello stesso tempo a non dimenticare la macchina fotografica. All'alba, come vi dicevo, abbiamo scattato già le prime immagini, poi gradatamente durante la prima giornata abbiamo scattato altre immagini, sempre facendo la spola da essere vicino ai propri familiari e da non dimenticare la fotografia. Allora, le prime immagini che tu hai raccolto, come ho già accennato, sono immagini che ti hanno dato dei tuoi colleghi del Messaggero Veneto, prime immagini che sono state fatte nella notte, che tu hai esposto poi anche in questa mostra per il quarantennale. E poi la mattina invece tu quali immagini, le prime immagini che hai fatto, te le ricordi? Ecco, è un'immagine dalla piazza verso il campanile, verso la via Ciro di Pers, dove ci sono 3-4 persone che sono fuori casa, ad esempio all'inizio di via Ciro di Pers, e fra queste persone ci sono 2 ragazzi che, coperti da una coperta, stanno camminando, venendo verso la piazza per andare non so dove. Questa luce particolare, quest'alba particolare, questa immagine è come fondo il campanile semi o quasi completamente distrutto, che è un'immagine molto molto significativa di quel primo momento del 7 maggio. Vincenzo, io so che non è stato facile per te realizzare quella documentazione fotografica, tu hai fatto vera e propria cronaca ed è importante averla fatta, ma non fu facile per te, perché quello che hai visto, vabbè, lo sappiamo, non è stato bello. Abbiamo visto purtroppo tanta morte, tanta distruzione. Ti sei fatto coraggio? Quali sono, tralasciando magari le cose più tragiche che le possiamo immaginare, però quali sono le immagini che davvero ti hanno colpito? So che ad un certo punto ci fu c'è una fotografia con tantissime bare, dove praticamente sopra queste bare erano state messe le bandiere dell'Italia. Sì. Ecco, come inizio di questo aspetto tragico, ma tragico forte, è fuori la palestra del comune qui della piazza, dove all'interno questa palestra era stata adibita a obitorio, e vedere uscire alcune persone, nostre amiche, persone che un paese cos'è, stando a contatto con la gente si diventa un po' amici di tutti, no? Ecco, queste persone che erano state all'interno della palestra a riconoscere
i propri cari, immagini e momenti veramente molto tragici. All'esterno della palestra queste cataste di bare dove ti dava un senso talmente grosso e grande di disperazione e di sofferenza. Questa sofferenza che alle volte cosa avveniva in noi? Ci si nascondeva dietro la macchina fotografica e le lacrime cadevano. Fra le varie immagini, sempre stando nell'argomento dalla palestra, arriviamo attraversando via Udine, dove c'era il condominio Udine, se non sbaglio, crollato, che stavano lì lavorando, scavando. Proseguiamo la strada e arriviamo al cimitero. Fuori il cimitero cosa troviamo? Troviamo un'infinità di macchine di privati, furgoni funebri e tanta gente che era stata bloccata dall'esercito all'esterno per dare la possibilità alle volontari, ai militari, ai carabinieri di poter portare, mentre arrivavano i camion con le bare dei defunti, per poterle portare all'interno, allinearle per terra e essere di fronte all'altare improvvisato per dove veniva poi celebrata la messa. Al lato di questo era già stato predisposto un grandissimo una fossa comune, e al lato di questa fossa comune un mazzo di fiori che io ho scattato le fotografie dove nel nostro grande archivio, che su Maiano avremmo scattato 7-8 mila immagini che riguardano il terremoto. Quando è venuto il momento che sono arrivati i sacerdoti, che erano presenti tutti i sacerdoti del comune, sono arrivate determinate autorità, fra cui Zamberletti, l'onorevole Toros, un grande sindacalista che adesso mi sfugge il nome, e altre autorità che erano a fianco dell'altare, il sindaco di Maiano. È cominciata la messa, che sono entrata la gente, e in giro a queste bare, che erano circa 70-80, coperte dal tricolore, era un cordone fatto da militari e da volontari per trattenere questa grande folla di familiari di questi defunti, che per creare un certo ordine e una certa correttezza è stata celebrata la messa. Finita la messa, il nostro sindaco si è abbassato e ha baciato una prima bara, e dopo di ciò questi cordoni che bloccavano la gente sono stati tolti, e questi familiari di tutti di queste vittime, di questi morti, con grande velocità sono cominciati a correre in mezzo alle bare, alzando i tricolori per leggere la targhetta e per leggere il nome dei propri cari. Cose talmente tragiche che a 50 anni del terremoto io le ho ancora avanti agli occhi, e ogni volta che io le vedo c'ho sempre un senso grande di emozione e di grande tristezza.
Una grande tristezza e una grande emozione che continuiamo ad avere tutti quanti nei nostri cuori. Vincenzo, nessuno può dimenticare assolutamente chi c'è stato e chi ha vissuto anche la ricostruzione di Maiano, non può dimenticare quello che è accaduto. È stato poi uno spartiacque, perché mi piace anche, tu hai documentato non solo il terremoto, hai documentato anche tutta la vita di Maiano, anche quella poi successiva, una Maiano che ha cominciato a rinascere, a dimostrazione del fatto che il popolo friulano è un popolo forte, un popolo che ha avuto il coraggio di ripartire, lo ha fatto quasi da subito, vero Vincenzo? Ecco, questa è la gente friulana abituata negli anni alla sofferenza, all'immigrazione, a tante ristrettezze, alle guerre, la prima guerra mondiale, la seconda guerra, all'immigrazione. Questa tempra del popolo friulano lo ha dimostrato anche dopo terremoto, dove subito nei primi giorni hanno cercato di farsi qualcosa per essere protetti, per poter dormire, per poter avere un posto dove poter riprendere in un certo senso quella vita, non voglio dire normale perché normale non era, ma quella vita che necessita per vivere il mangiare, il dormire e determinate cose. Guardando la Maiano di oggi e la Maiano di allora, che cosa ti viene in mente? Ecco, è un raffronto di due epoche diverse. La Maiano di oggi ricostruita, e questo dobbiamo dare atto ai nostri amministratori regionali, provinciali e comunali, che, permettetemi una cosa, il terremoto di Maiano per il Friuli cosa è stato? Con il rispetto massimo di tutto quello che vi ho detto, dei defunti, dei morti, delle vittime, di tutti i sacrifici, di tutto, è stato, non voglio dire una fortuna, ma è successo in un momento buono, dove tutte queste persone che ci hanno dato un apporto, un aiuto, hanno dato la possibilità di una ricostruzione splendida. Un minuto di terremoto ha cambiato la vita di tutti quanti noi. Si sono succeduti poi 5 decenni di vita, di storia completamente diversa. Oggi, 50 anni dopo, le tue foto per noi hanno un valore molto importante. Qual è il messaggio che tu vorresti fosse lasciato ai giovani, alle nuove generazioni, a tutti quelli che guardano le tue immagini? E il messaggio che io posso dare è quello di osservare le immagini non soltanto con gli occhi, ma anche col cuore, nel senso di attingere da quello che uno vede tutti gli aspetti della vita del nostro paese, della nostra Maiano, e che prendere magari da qualcosa, da qualche immagine, da uno spunto per dare e far diventare sempre una Maiano
con una sua importanza, con una sua caratteristica, dove da ciò fa ricordare Maiano fuori le mura del proprio paese. Noi ringraziamo Vincenzo Di Leno per il racconto importantissimo, prezioso che ha fatto di Maiano, del 6 maggio del 1976, dei giorni e dei mesi successivi e poi di 50 anni di storia di Maiano dopo il terremoto. Grazie Vincenzo di essere stato con noi. Io ringrazio voi e dico a chi osserverà questo di guardarlo con un'ottica e metterci anche qualcosa del proprio cuore, nel senso di immedesimarsi in quelle persone che in un minuto hanno avuto tanta sofferenza e questa sofferenza sia uno sprono a mantenere una Maiano viva, una Maiano che abbia un'identità da essere di esempio per altre località del Friuli. Grazie di averci seguito.